Allora, passo la parola al professor Luigi Martin, senza così esprimere un desiderio di sapere un po' che sensazione avete da lontano da Roma di questo Veneto, perché ogni tanto si picca di essere molto autonomista, di essere mitico nord-est, che oggi ha queste fragilità che potrebbero condurlo su una via molto molto pericolosa, non solo per il Veneto ma per l'Italia intera. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie alla senatrice Puppato, per questa laurea organizzata la serata, a tutti voi, a tutti i presenti nell'invito. Vi aspettate probabilmente un accento veneto, non avete delle musiche. Il cognome per no, stilo di Venezia. Però si sono origini purtroppo lontane, devo deludere prima del giorno, questo ne troppo vedere altre delusioni, visto che sono stato legati a aspettative enormi e non so se riuscire a soddisfarle. Vorrei in realtà parlare il meno possibile perché, lo dicevo anche oggi nell'incontro con i sindaci, occasioni così servono più a noi che a voi, perché quando si va a Roma a volte si corre il rischio di perdere il contatto con il territorio, con chi sta in trincea tutti i giorni. Quindi, dicevo, qualcuno lo sentite per la terza volta ormai, a Roma in questi quasi 2 anni, quando parlo con qualcuno, quasi mai riesco a riconoscere l'appartenenza politica. Non so se sia bene o male, però quasi mai ci riesco. C'è una cosa che riesco a cogliere dopo meno di 1 minuto e mezzo, ed è se questa persona ha fatto o non ha fatto un'esperienza di governo locale, perché sono 2 approcci differenti, 2 modi differenti. A Roma si corre un po' il rischio, è vero, di perdere il contatto con chi o con l'amministratore locale o con chi crea imprese, crea lavoro, sta sul territorio in mezzo a delle difficoltà. Quindi occasioni del genere servono quasi più a noi, sicuramente per voi, quindi grazie. Se però è vero quello che sto dicendo, è anche vero che io non posso permettermi di entrare nello specifico della situazione dell'anno che ha colpito il vostro territorio, perché si tratta di questioni non semplici, si tratta di questioni che voi avete vissuto nel si tratta di questioni su cui è facile fare demagogia o dare giudizi sprezzanti, ed è anche complicato perché qui parliamo di persone probabilmente sono diverse in platea che hanno modo diverso, lo spiegherò perché insomma, hanno subito un contraccolpo forte dal punto di vista finanziario dei propri risparmi. Quindi a fronte di questo dramma, vero la parola lo condivido, non credo che vogliate sentire, ma è l'unica cosa che posso dirvi, un po' di quello che il governo ha messo in campo, quello che il governo crede di mettere in campo, e anche un po' di storia. Perché qualcosa che non funziona ci deve essere, perché prima a cena ne parlavamo. Voi sapete che esiste la vostra situazione sulla popolare licenza su Veneto Banca e poi esistono, se ne è parlato per mesi, la situazione sulle famose 4 banche. Ecco, una di quelle la conosco bene, è stato richiamato ingenerosamente perché quei risultati raggiunti a Ferrara sono merito della maggioranza di chi nessuno cambia le cose da solo. In un paese ridotto come questo non serve uno che cambia le cose, serve una classe dirigente che ragiona in modo diverso. Così fu anche nella piccola esperienza a Ferrara. Ora è stato richiamato la mia esperienza, quindi una delle 4 banche, la Cassa di risparmio di Ferrara, la conosco bene. E su quello invece qualcosa di più preciso ve lo dirò, non piacevole, come sto dicendo da diverso tempo, sono stato locale e non solo. Sono cose non piacevoli, però qualcosa di storto ci deve essere, perché se mi viene detto che qui parte dell'opinione pubblica, parte del dibattito pubblico dice come mai il governo ha salvato quelle 4 e non ha salvato noi? Qualcosa di sbagliato ci deve essere nel modo in cui stiamo approcciando questa discussione, perché fuori da qua si dice esattamente l'opposto. Cioè, in quei 4 territori si dice come mai il governo ha affossato quelle 4 e ha salvato le 2 in merito. Quindi stiamo sbagliando qualcosa nel modo in cui stiamo affrontando questo discorso, e quello forse posso provare a fare, a mettere un po' di chiarezza prima di ascoltarvi, dibattere se posso le vostre domande, le vostre considerazioni, sapendo che partiamo da una persona svantaggiata, perché vi aspettate giustamente una risposta ai risparmi
che avete, di cui avete subito un contraccolpo, vi sentirete dire per me qualcosa anche di non piacevole su come siamo arrivati in questa circostanza. Ma perché lo faccio volentieri di dire qualcosa di poco piacevole? Perché chi parla è convinto che la nostra vita pubblica, come spesso avviene nella vita privata, avviene dei momenti in cui bisogna guardarsi in faccia e dirsi la verità, non i rapporti interpersonali di qualsiasi natura, per cui guardiamoci in faccia e diciamoci le cose come stanno. Io sono convinto da un po' di tempo che questo momento sia arrivato anche nella nostra vita pubblica, un momento in cui ci guardiamo in faccia come paese e ci accorgiamo che è il momento di dirci la verità su come questo paese è stato gestito, su come siamo arrivati in una circostanza complicata. Questo è un paese che stamattina vista ha pubblicato altri dati abbastanza incoraggianti, è un paese che si sta provando a riprendere da problemi molto seri che hanno poco a che fare, vedremo la crisi finanziaria eccetera, ma il problema dell'Italia non ha troppo a che fare con la crisi di Wall Street del 2008. Questo è un paese dove qualcosa si è rotto 20 anni fa, non voglio farla troppo lunga, ma forse qualcosa si è rotto un po' prima di 20 anni fa. Un paese che negli anni 80 ha comprato crescita facendo esplodere il debito pubblico. Nel 1981 il debito di questo paese era del 60% del PIL, nel 94 era il 121% del PIL. I nostri problemi di finanza pubblica vengono da lì, non vengono dalla Merkel. È un paese che negli anni 70 la crescita si è comprata con la svalutazione dell'inflazione, qualcuno se ne ricorda, forse la svalutazione che ci portò all'inflazione delle cifre, tassi di interesse delle cifre. Ed è un paese quindi che smette fondamentalmente di crescere a fine anni 60, perché la crescita sostenuta negli anni 70 e negli anni 80 è stata comprata con una droga. La droga era negli anni 70 la svalutazione dell'inflazione, negli anni 80 la debito pubblico. Quando negli anni 90 non possiamo usare più nessuna di quelle tre droghe perché entriamo nell'euro, qualcosa si rompe. Da allora sono 20 anni che il paese fa fatica a togliere la sabbia del suo mondo. Questa è la situazione di questo paese. E quindi la classe dirigente che prova a rimettere in moto il motore si trova davanti a questo quadro, non un altro. Allora, quali sono le verità? Brutta parola, verità, si può la parola del vescovo, nella verità di un vescovo, la parola verità per chi è credente, non da un economista. Quindi, qual è le considerazioni che vi faccio? Due problemi soprattutto, se dobbiamo dirci la verità. Se dovessi chiamarla in modo tecnico la chiamerei inefficienza allocativa, cioè questo è un paese che per troppo tempo ha gestito male le sue risorse pubbliche, e parliamo dell'incontro di oggi, del tema dell'incontro di oggi, un paese dove la spesa pubblica è stata utilizzata per comprare consenso politico. No. Questa è la verità, per comprare e mantenere consenso politico. E privati. Cioè questo è un paese dove anche chi ha gestito le risorse private, parlo anche degli istituti di credito. Mi permetto di dire che sia stato questo il nostro caso, perché parlo delle cose che conosco bene. Dove è stato per Ferrari? Visto che Ferrari lo conosco bene, grazie a Ferrari. Cioè chi gestiva risorse private nel mondo dell'intervenzione creditizia non erano soldi pubblici, ma erano comunque soldi dei correntisti o degli obbligazionisti, degli azionisti della banca, le ha allocate anche quelle non come insegnavano all'università laddove sono più produttive, ma laddove massimizzavano il consenso del pubblico. Questo è successo. E l'altra verità che dobbiamo dirci è che questo è un paese che, proprio in virtù della storia, che molto sommariamente ho provato ad accennare, ha fatto fatica negli anni 90, quando il campo del gioco è completamente cambiato. Prima si giocava nel campionato con un campo a 500 metri, con 6 squadre. Negli anni 90 abbiamo cominciato a giocare con un campo che misurava 8 km e ci aveva 350 squadre. Non giochi allo stesso modo in questi due campionati, non schieri la squadra in campo nello stesso modo, non ti alleni nello stesso modo. Se il campionato passa da 8 a 350 squadre e se il campo da gioco passa da 100 metri a 600 metri. Perché negli anni 90 cambia tutto,
cambia il mercato di riferimento. Prima si competeva su una base nazionale, poi abbiamo cominciato a competere su base almeno europea e poi mondiale. Avevamo una moneta diversa, avevamo armi in questa competizione diverse, era un mondo diverso e la verità è che questo paese ha fatto fatica dalla metà degli anni 90 in poi ad adeguarsi a una regola del gioco completamente diversa, a un sistema completamente diverso, a un modo di governare completamente diverso, a un modo di ragionare completamente diverso, perché era cambiato tutto. Metà del mondo entra in gioco a metà degli anni 90 e del 95 l'ingresso, poi posticipato dopo una transizione di 10 anni della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e negli anni 90 il processo di integrazione europea che accelera, potrei farlo veramente troppo lungo. È cambiato tutto, è una classe dirigente responsabile, politica e non solo. La classe dirigente non è soltanto la politica, è imprenditoriale, sindacale, universitaria, cambia testa in quel momento. Forse cambia anche le persone al lungo tempo non arrivano a cambiare. Se proprio non puoi cambiare le persone, cambi la testa. E questo non è stato fatto. Abbiamo preferito rimpiangere il vecchio mondo che fu anche sulle banche. Abbiamo cercato l'identità locale in una banca. Stavo segnando prima 2 punti. Se vogliamo un'identità locale, cerchiamo la squadra di calcio locale. Nel nuovo mondo, nel nuovo di adesso, il nuovo contesto, non possiamo permetterci di vedere la nostra identità locale in una banca. Cerchiamola in un campanile, in un paesaggio, in una squadra di calcio, perché il mestiere della banca è un altro, non è quello di offrire una rassicurazione che prescinde dai suoi risultati economici, solo perché è del territorio, perché è così che sono nati alcuni dei grandi. Se cerchiamo un'identità territoriale, cerchiamola nei musei, nelle nostre bellezze, non cerchiamo di innovarla. Allora, la storia delle banche è particolare in questo paese perché, avendo presente queste due considerazioni, c'è un paese che ha gestito male le proprie risorse pubbliche e private, è un paese che ha fatto fatica a un certo punto a cambiare passo perché ha cambiato il mondo. Le banche hanno un ruolo particolare perché le banche in questo paese fino a 20 anni fa, non è il nostro caso ovviamente, erano enti di diritto pubblico, i principali banche italiane, enti di diritto pubblico. 20 anni in tempo storico non è nulla, come 5 minuti qui stasera. Enti di diritto pubblico significa che per decidere il direttore di una banca non si faceva un concorso internazionale con i migliori cacciatori di teste, si aspettava il risultato del congresso del partito. E quelli erano quelli che poi gestivano il credito. Vediamo danni del genere noi, e non è che quella roba si cancella con un tratto di penna, soprattutto se lì sopra fai fatica a capire che il mondo è cambiato. E veniamo da un sistema molto frammentato, perché ognuno a un certo punto sentiva il bisogno di farsi la sua banca del territorio, perché in qualche modo l'identificazione territoriale, tante volte ci siamo sentiti dire sul caso delle 4 banche, dove la situazione è significativamente diversa dalla nostra, non ci arrivo molto velocemente. Però tante volte si è sentito dire io mi fidavo più del mio direttore di filiale che della banca locale che non del sindaco, che non del vescovo, comunque come il sindaco, come il vescovo. Attenzione perché non sono quelli i modi di gestire un'economia di mercato. E allora in questo paese abbiamo vissuto un fenomeno di eccessiva frammentazione del sistema bancario che poi in parte è stato recuperato perché Mediobanca stessa era risultante di due fusioni e tante altre banche si sono accorpate, hanno creato grandi gruppi, Unicredit, Intesa San Paolo, eccetera. Ma rimaniamo, sì, tanto l'abbiamo fatto troppo lentamente, l'abbiamo fatto non benissimo, non so se ricordate nel 2005 le intercettazioni di quello che voleva dare un bacio di fronte a Fazio perché era riuscito a legargli l'acquisto, l'ingresso di stranieri. Pensate anche qui il cambio di testa. Abbiamo fatto l'Europa affinché
fosse possibile unirci con gruppi magari imprenditoriali europei per essere più forti, è quello che ricordo prima di Fiorani. Fiorani andò a dare un bacio, voleva dare un bacio in fronte al Fazio perché aveva impedito che la sua banchetta fosse acquisita dagli olandesi, perché poi gli olandesi come faccio più a fare i miei ricordate quella storia? Non è stato troppo tempo fa, Allora dici, ma che c'entra? Come che c'entra? Noi da lì veniamo. Allora adesso, come siamo finiti in questa situazione, a parte questo, la crisi del nostro pezzo di sistema bancario, che a onore del vero, di nuovo, dico una cosa non piacevole, dice sei venuto qua siamo tutti quanti nei guai, lo dici sì, lo dico lo stesso. A livello nazionale è ingiusto dire che il nostro sistema bancario sia tutto in crisi. Voi sapete che le 4 banche fallite rappresentano l'1% dei depositi. Ovviamente sia le banche che Banca Popolare di Vicenza sono due realtà importanti, ma da qui a dire che questa è una crisi che investe, lo dico anche per la fiducia, perché Atlante vedete che si è partecipato. Sono 67 istituzioni, ci sono 500 milioni di cassa depositi e prestiti, ma sono banche italiane. Quindi se cominciamo a dire che tutto il sistema bancario italiano vuol dire che anche chi in questa fase, adesso ci arriviamo, prova a dare una mano, vuol dire che ti sta venendo a salvare uno che è messo peggio di te. Non è così. Non è così, ma c'è un problema nel nostro sistema bancario, speriamo anche da c'è un problema che deriva da due situazioni. Una oggettivamente poco sexy come cosa nella verità. Questo è un paese che esce da una grossa crisi economica. E è vero che sono 20 anni che non cresciamo, ma è vero che la crisi internazionale iniziata nel 2008, che altrove è già un ricordo, ci ha colpito duro, non devo certo venirlo a spiegare qui. Allora, quando la crisi economica colpisce così duramente, è quasi normale le crisi bancarie, perché ovviamente il sistema bancario è esposto verso il sistema imprenditoriale, la crisi fa fallire significative realtà imprenditoriali e questi non ripagano i crediti concessi. Quindi c'è una parte che non è patologica, c'è una parte della crisi delle nostre banche che deriva, perdonate il termine, semplicemente dall'aver vissuto anni complicati in termini di reddito che calavano. E poi c'è il pezzo di prima. Non c'è solo questo, cioè che molte banche italiane erano affette dallo stesso virus di prima. Il virus che nel pubblico ha portato la spesa pubblica a essere onorata per acquistare e mantenere il consenso politico da tutti, da tutti. Destra, sinistra, lato, centro, nei decenni passati. E dal punto di vista privato ad avere realtà di intermediazione creditizia che, in forza anche del fatto di avere quel passato lì, perché anche fino al 95 erano enti di diritto pubblico in questo paese, di allocare il credito non all'impresa migliore, ma all'impresa che probabilmente massimizzava un altro tipo di rapporto. E adesso ci troviamo con una massa di crediti deteriorati, non performing loans, se volete usare il termine inglese, cioè crediti dati e che probabilmente non torneranno più indietro, che sono un po', anche lì si è fatta molta poesia, un po' superiori alla media europea. Sbaglia sia chi dice che sono drammaticamente superiori perché la crisi ha colpito duro in tutta Europa, e sbaglia chi dice che in realtà siamo messi come l'Europa. Non è vero. Abbiamo una massa di crediti non deteriorati che sono un po' superiori alla media europea, soprattutto se li consideriamo all'ordo, cioè all'ordo degli accantonamenti fatti e all'ordo delle garanzie reali che sono a fronte di quel credito. E allora che succede? Cosa fa il governo in questo anno, in questi 12 mesi per risolvere questo quadro, provare a risolvere questo quadro complesso? Qualche mossa. La prima è quella del decreto numero 4, se non ricordo male, dell'anno scorso, quello delle banche popolari, a cui poi c'è il secondo tempo dell'intervento, quello che è ancora in corso sulle BCC. Cioè, l'intervento sulle banche popolari dice: guardate, nessuno vuole andare a toccare
le piccole banche di credito cooperativo. Non so se ne abbiate in zone significative, nessuno le vuole toccare, anzi con l'intervento annunciato qualche settimana fa le dobbiamo rafforzare. Il modello del credito agricolo in Francia, cioè ognuno conserva la propria autonomia ma fanno parte di un gruppo più solido. Perché sappiamo bene le banche di credito cooperativo come funzionano, quanto sia importante la prossimità col cliente. Cioè. Le banche popolari, quelle che hanno un attivo superiore agli 8 miliardi di euro, è difficile argomentare che siano la banchetta con i fiorellini, sono colossi, sono player che stanno nel mercato europeo, alcune banche popolari le prime 10 per capitalizzazione. Quindi cortesemente quelle banche lì non funziona più una testa a un voto, cioè indipendentemente da quante azioni ho, io valgo uno un voto come lui che ha 2 azioni, perché non si gestiscono così realtà di quelle dimensioni. Dici, ma vuoi andare? No, non voglio andare nelle banche in cui, ripeto, la dimensione, il rapporto con la clientela, il direttore che conosce vita, morte, miracoli, no, anzi su quel tipo di banche si fa un intervento diverso come si è visto con la BCC, ma sulle 10 banche popolari più grandi la governance vale, guarda, altrimenti hai in mano una Ferrari ma con un motore di una 500 e quello che succede è che fondi il motore. E quello fu il primo intervento che esclusivamente qualcosa a che fare con voi. Si parlava prima dei fondi di garanzia, che non sono figli in realtà. Quello che il governo fa è di finanziare e confermare i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico di garanzia per il credito, perché nel momento in cui comincia a essere chiaro, siamo l'anno scorso e non ancora quest'anno, che il vero problema è che le banche sono appesantite da questi crediti non deteriorati, non performing. A quel punto lì che succede? Che tu devi evitare, arrivo anche a quello che fa l'Europa nel frattempo, che siccome hai questo elefante sulle spalle troppo grande, tu cammini più piano. Laddove intendo che una banca appesantita da questa massa, lo chiamiamo un brutto termine, da questo tumore, perché nel bilancio di una banca è un tumore avere dei crediti non deteriorati, io presto di meno a chi ne ha bisogno. Io devo evitare che siccome ho questo tumore dentro, presto meno, perché già questo tumore mi assorbe il capitale della banca. E allora io come faccio ad evitare tutto questo? Con dei fondi di garanzia con il Ministero dello Sviluppo Economico, tali per cui se tu banca presta all'imprenditore, su parte di quel prestito io ti do la garanzia pubblica con quei fondi. Con la garanzia pubblica quel prestito ti mangia meno capitale, ti consuma meno capitale e quindi c'è una possibilità in più che lo puoi continuare a erogare alle piccole e medie imprese del settore. Questi sono interventi stati finanziati, spero possano anche essere aumentati perché abbiamo bisogno di alimentare il credito alle piccole e medie imprese in una situazione che non si prospetta semplicissima. Poi c'è l'intervento sui non performing loans. Comunque sia, questi 200 miliardi all'ordo di crediti che tu hai prestato e che difficilmente ti tornano indietro, tu qualcosa lo devi fare. Questo tumore in qualche modo devi provare ad asportare. E allora si fa, prima ancora di Atlante, questo intervento un po' complicato sulle GACS, le garanzie pubbliche, che non parla troppo complessa, però fondamentalmente si dice, guarda, tu questi crediti non deteriorati, non performing, cioè deteriorati, questi qua sono prestiti che hai dato a lui o a lei, ora, a meno che non siano passate la miglior vita dove tutti i suoi eredi, bene o male un titolo giuridico c'è, cioè lui mi deve 100 euro e me ne deve 50, poi sono falliti oppure sono nei guai, sono imprese, però ti devono 100 e ti devono 50. Quindi quello che tu puoi fare è vendergli quei crediti. Li vendi a lui, magari non a 100, a 80, 70, non a 50, 40, 30, li vendi e poi saranno affari suoi da recuperare. Però almeno ti liberi di un po' di quei crediti. E io ti do la garanzia pubblica
su una parte di quei crediti che tu smerci in questo modo. Perché intendiamoci, ci arrivo fra un secondo, non voglio farlo troppo lunga, c'è anche un affare qui per qualcuno. Allora dobbiamo evitare che questo affare per qualcuno sia l'affare che risolvi di qualcuno, perché è anche possibile che lui prima o poi 100 euro li paghi, soprattutto se l'economia si riprende, magari 98, 97, 96, e se io quel credito l'ho ceduto a un prezzo troppo basso, a 30, c'è lui che si fa su 67 euro di profitto ingiustificato. Non so se è chiaro. Lui mi deve 100 euro, io dico ma vendi a 20 euro il credito a lui. Se poi il credito in realtà torna intero, lui ci ha guadagnato 80 euro. C'è un mercato nella finanza globale per questa roba qui, e allora l'esigenza era, non è che qualcuno si è messo in testa di fare soldi sulla pelle delle nostre laniche. E allora qual è il punto? Io governo ti disegno un meccanismo tale per cui tu un po' di questi crediti deteriorati li smerci, un po' più complicato, devi fare un veicolo, emettere un'obbligazione, bla bla. Io dove mi aiuti tu pubblico? Beh, io ti aiuto che ti do un po' di garanzia su quelli, perché lui potrebbe dire ma beh, chi me lo garantisce che questo credito prima o poi torna? Beh, non ti preoccupare, su un pezzo di quel credito ti do la garanzia pubblica. E questo è quello che funzionare gente come GACS, sistema GACS, sistema delle garanzie pubbliche. Poi c'è un problema però. Le banche che hanno questo problema qui, arrivo alle 4 sono uscite dal problema, drammaticamente. Le banche che hanno questo credito, questi crediti deteriorati, questo problema, hanno due problemi. Uno, hanno bisogno di aumenti di capitale, non solo loro, anche delle altre. Due, io devo evitare che questo giochino vada a arricchire le tasche di qualcuno. Cioè non posso cedere il credito che lui mi deve, 100 euro, a 17 euro. 17 euro è il prezzo al quale è stato ceduto i crediti nelle bad bank delle 4 banche fallite. E non so cosa ne pensate voi, ma 17 mi pare un po' un prezzo. Cioè lui mi deve 100 euro e ho già per scontato che 83 non me ne dà di questi 17. Non è che qualcuno qui... Allora, l'altra esigenza, a parte aiutare la ricapitalizzazione, qual è? Beh, bisogna... Allora, se io devo vendere questo microfono e c'è un solo compratore, fa il prezzo lui. Se io mi creo un altro compratore che mi offre un prezzo più ragionevole al vero mercato, beh, lui si deve adeguare a questo punto. E questo è quello che fa Atlante. Cioè il fondo Atlante, che lo ricordo, non è un fondo pubblico, è un fondo che avete visto qui, partecipato dalle realtà private italiane, 4 miliardi e mezzo di capitale, c'è solo 500 milioni messi da Cassa Depositi e Prestiti, che voglio fare il sofista, ma in realtà che si finanzia da risparmio postale, come sapete, in realtà il mercato fuori dalla pubblica amministrazione, posseduta dall'80% dal MEF, del 20% dalle condizioni bancarie, ma non è formalmente, ma voglio prendere in giro, insomma, non è formalmente parte della pubblica amministrazione. Quindi è il sistema bancario italiano che dice: io faccio due cose, esattamente quello che vi ho detto prima. Da un lato tiro su un po' di soldi per poi moltiplicarli con l'effetto leva per aiutare le capitalizzazioni. Avete visto con Vicenza, bel aiuto, che siamo 99%, non è sottoscritto. Vedremo nella banca, condivido lo spiccio della senatrice che non sia necessario. Ma l'altro pezzo forse è ancora più importante. Cioè si dice, se devi vendere questo microfono, che sono sempre 100 euro che lui imprenditore non riesce a dare neanche in banca, siccome prima quel 100 euro l'hai smerciato a 17, con il rischio poi che se qualcuno li incassa veramente 100, pensate mo' al profitto che ci ha fatto sopra. Io creo un altro compratore, che è Atlante, che quel credito a 17 lo compra, vediamo, 40, 50, 44.
in modo che se vuole arrivare qualche furgone da fuori, beh, si deve adeguare al prezzo che mi ha fatto Atlante. Questo è quello a cui serve Atlante. Non è un intervento pubblico, è un intervento coordinato del sistema bancario italiano, che quindi è sano, non è nei guai, che fa rispondere a queste due esigenze: sostenere la ricapitalizzazione degli istituti bancari in difficoltà e aiutare questo smaltimento del tumore. C'è l'ultimo pezzo della strategia del governo che dice d'accordo su tutto. Cioè, spero di aver dato una cosa complicata, ma voi siete detti da voi, spero di essermi fatto capire. Però la strategia è abbastanza coordinata, dalle banche popolari alla BCC, all'intervento di Atlante, alle garanzie sugli NPL, e c'è quest'ultimo pezzo fatto qualche settimana fa che dice c'è comunque un altro problema, prima veniva menzionato. Di questi 100 euro, che sempre lui mi dispiace, no, che mi deve, io banca ce l'ho in bilancio a 100, perché io ho prestato 100, e poi ho delle garanzie quando glielo ho prestati, no? Diciamo che ho garanzie del foglio degli occhiali. In questo paese escutere queste garanzie ci vuole, insomma, qualche anno in più rispetto a quanto non ci voglia negli altri paesi europei. Ora, siccome come la fai da sbagli, l'intervento ovviamente è facciamo che sia più facile, perché credete che non abbia nulla a che fare col prezzo al quale tu vendi questi crediti. Se dietro a quel 100 c'è una garanzia che escuterò in 10 anni, quel credito vale poco, e quindi quando la banca è costretta a scriverlo a suo vero valore, questo credo sia capitato qui, si trova una botta in testa. Se invece io faccio in modo che il sistema funzioni e quindi questo credito può venire, questa garanzia può venire discussa più velocemente, perché vuol dire far funzionare meglio la giustizia, beh, quando la banca è costretta a dire i suoi 100 sicuramente non me li dà tutti, quindi vale un po' di meno, beh, invece di abbattere il valore a 20, a 30, eccetera, lo abbatto con un valore più alto, perché so che comunque io entro in possesso di questo immobile a garanzia, perché faccio sì che la giustizia funzioni velocemente, velocizzo, giustizia ovviamente in questo caso relativa all'esclusione di garanzie, funzioni più velocemente. Poi siccome come la fai la sbagli, sta già cominciando qualcuno a dire ah, ma allora sbatti fuori di casa la gente che vive in quegli immobili, perché questo vuol dire, no, se ho messo a garanzia un immobile in cui vive qualcuno, certo vuol dire anche questo, però mettiamoci d'accordo, noi non vogliamo sbattere in mezzo alla strada nessuno, però gli strumenti sono diversi. Questo è il governo, io non sono per fare il governo che ha messo 1 miliardo di euro in più sulla lotta alla povertà e al disagio sociale, è il provvedimento che è stato propagandato come taglio delle pensioni di reversibilità, senza che fosse scritto da nessuna parte la parola pensioni di reversibilità, un paio di mesi fa, 3 mesi fa. In quel provvedimento invece c'era 1 miliardo di euro in più di lotta alla povertà, quindi se c'è qualcuno che ha emergenza abitativa, gli strumenti sono diversi, non devi rallentare l'esclusione delle garanzie. Sono 2 cose diverse che si risolvono con 2 strumenti diversi, non sono alternativi. L'emergenza abitativa, ci sono sindaci, sanno cosa vuol dire l'emergenza abitativa, non è che la risolvi tenendo la gente in casa che non paga l'affitto, la risolvi assicurando il diritto alla casa, ad esempio potenziando l'edilizia residenziale pubblica. Questo è l'intervento. Io ho legato le banche e finisco. No, un altro punto poi qual è? Il problema, non saremmo arrivati a questa situazione se in Italia, ma devo dire in Europa, il credito fra chi servono soldi e chi offre soldi, quindi tra risparmiatori e imprenditori, non fosse intermediato per l'80% dalle banche e solo per il 20% dal mercato dei capitali, cioè la prima semplice. Abbiamo una borsa asfittica, abbiamo un mercato obbligazionario asfittico. È un problema europeo, In Europa su ogni 100 euro che arrivano all'impresa dai risparmiatori, 80 passano dalle banche e solo 20 passano direttamente dal mercato dei capitali, borse, obbligazioni, ma anche altri strumenti. In America è il contrario. 20 euro passano dalle banche e 80 passano dal mercato dei capitali. Il mercato dei capitali non significa solo azioni e obbligazioni, significa strumenti diversi, strumenti di venture capital. E allora il governo fa l'anno scorso
decreto chiamato Investment Compact, c'è un po' la maniera di chiamare tutto Compact adesso, dopo Fiscal Compact, Investment Compact, ma invece Compact. Investment Compact si dice, sapete cosa c'è? Cominciamo anche in questo paese a far capire che i soldi dell'imprenditore può non averli per forza una banca, ma può anche averli attraverso strumenti anche innovativi direttamente dai risparmiatori. Il l'anno scorso nella preparazione del secondo momento di quell'intervento, finanza per la crescita, l'abbiamo chiamato, che prova a dire anche qua cominciamo, che sono imprese che hanno bisogno di soldi, non necessariamente deve passare da banca. Questo è lo strumento. Questa è la strategia. Velocemente, sulle 4 banche, anche se il discorso sarebbe complicato. Ecco, dicevo che è strana questa cosa, 4 banche si dice stai salvando il Veneto e ci hai fatto fallire da noi. Qua mi sembra si dice al contrario. Quelle erano 4 banche, tutte e 4 commissariate, anzi diciamo così, ne parlo solo di una, quella che conosco bene, Ferrara, non credo siano diverse dalle altre 4, altre 3. Ferrara è una banca che negli anni parte piccola locale, che però negli anni 2000 si mette in testa di andare a conquistare il mondo. Anche qui vedo tra diversi shopping. Forse non è a caso. Compra diverse cose anche qui in Veneto. Va a Roma, compra la banca a Roma, compra una società di leasing di Napoli, commercio e finanza, non male, un territorio agricolo come Ferrara. Insomma, fa tutte queste robe con tutti che si mettono un vestito buono. Carige viene controllata da una fondazione che a differenza di Siena, la fondazione come sapete lì è fatto di disastri, però è una fondazione a carattere pubblico, nel senso partecipata da enti pubblici, università, il comune, la regione, eccetera. Carige fa parte di un secondo altro tipo di fondazione, quello in cui il controllo è appaltata alla imprenditoria agraria e industriale, più agraria che industriale, di fatto del sud di Ferrara, in forza di un patto politico implicito. Cioè si dice, la politica di allora dice al sistema di pochi imprenditori, insomma, Ferrara in realtà rispetto alla mia Romagna è molto più simile a Rovigo da questo punto di vista, una trama agraria, e quindi i imprenditori sono soprattutto agricoltori o agricoltori che a un certo punto sono messi a fare qualcos'altro di semi-industriale, tendenzialmente di centrodestra. E la politica di allora fa un patto implicito, nessuno deve vedere queste cose, quindi quello deve assumere, non ho paura di ripeterlo, fa un patto implicito, dice sapete cosa c'è l'imprenditoria agraria? Tu mi prometti che non presenti mai nessun candidato competitivo alle elezioni amministrative. Infatti guardate che nei sindaci di centrodestra a Ferrara, la Sgarbi, o 2, 3, 4 diversi, e in cambio ti lascio gestire la banca come voi. Con qualche patto parasociale, nel senso che poi dopo insomma, la politica per le assunzioni. Questo è lo scambio che c'è stato. Sfido chiunque a smentirlo. Allora, quando il governo di una banca non è fatto sulla base di ma chi è il più bravo a gestire quella banca, ma è fatto in forza di porcherie del genere, prima o poi qualcosa succede. Soprattutto se te ne vai in giro per l'Italia negli anni 2000 a far finta di essere diventato JP Morgan. Quando invece sei un agricoltore che sta gestendo una banca, con tutto il rispetto per gli agricoltori. Non manderei mai un banchiere a fare l'agricoltore, perché voglio mangiare un prodotto sano, però ognuno deve imparare a fare il proprio mestiere, o se lo vuole imparare deve fare insomma. Succede che i carichi che si fanno in questo modo a un certo punto lo giocattolo si rompe, perché in realtà gli impieghi del territorio, la raccolta viene dal territorio, Ferrara è una città con una ricchezza immobiliare non banale, a differenza di voi ferraresi non hanno mentalità imprenditoriale, quindi la ricchezza tende a rimanere ferma, non tende a diventare attività industriale, imprenditoriale. Quegli impieghi vengono fatti in operazioni particolari, Milano, Caltagirone, Roma, insomma su cui la magistratura sta facendo il suo corso e lo farà in serenità, ma su cui qualche sentenza già c'è, è interessante. E succede che ovviamente questa banca prima o poi affoscia,
Allora Banca Italia nel 2009 arriva e dice: fammi vedere che stai combinando qua. Che è serio, no? Allora, ti mettono in vigilanza rafforzata, questo è il primo passo, e questi continuano a fare come niente fosse, perché per i punti precedenti il virus di questo paese non capire quando la festa finisce. E allora Banca Italia nel 2011 dice: senti, ti sei mangiato tutto il capitale con questa roba qua, fai un aumento di capitale e fallo rimoto al mercato, perché bisogna che ti fondi, siamo nella fase delle aggregazioni, non è che c'è qualche banca più solida, più forte che ti può acquisire, no, mai, perché dobbiamo difendere la specificità delle banche locali, l'entità del commercio. Ma perché quanti dei tuoi impieghi sono fatti a Ferrara? I tanti. Dove sta la ferraressità della banca? Sta forse nella ferraressità dei ferraresi che mettevi nei consigli di amministrazione delle banche da te controllate? Era quella la ferraressità delle banche. E allora l'aumento di capitale nel 2011 di 150 milioni di euro Banca Italia impone, invece di venire fatto al mercato, viene fatto, come dire, viene collocato in house. Si va dagli imprenditori che hanno il figlio, senza legare le due cose, per carità, perché sarebbe un reato farlo. Però insomma, alla fine, fatto sta che molto quell'aumento di capitale viene sottoscritto dai soggetti debitori della banca. E in più si emettono le obbligazioni subordinate, questo è un problema che voi non avete, non è questo il caso. Perché vengono emesse le obbligazioni subordinate? Perché secondo le normative europee quelle contano come capitale. Quindi se il problema è rafforzare il capitale, c'è un modo per farlo senza correre il rischio che qualcuno mi venga a scippare il giochino dalle mani. La motivazione che aveva indotto Fiorani nella fase dei baci fronti. Banca Italia, insomma, può anche avere responsabilità, non si chiedeva, insomma, non pagate, però farsi vedere che rispondermi non ci sta, e nel 2013 Banca Italia è commissario. Prima ci riprova a dire: non è che ti vuoi far comprare da qualcuno, tra l'altro ci fu pubblico, ovviamente un indimenticabile incontro pubblico in cui la licenza chiamò tutti i giornalisti di Ferrara perché si mostrò interessato a comprare carte, per quella cosa all'ultimo momento non funzionò. Ricordo bene, succede che Banca Italia a maggio, il 30 maggio 2013 dice: vabbè, basta, non mi prendere in giro, io ti commissario. Io carico la prima delle 4 banche a essere commissariata. Quando arrivano i commissari di Banca Italia trovano una situazione ovviamente che è quella che è. Voi sapete che è complicato quando si fanno errori, fa finta che non esistano. Si diceva prima il malato, non ho tempo per tornarci, no, faccio troppo lunga, ma è interessante dire: fai pensare un malato. Il problema qual è? È che quando uno ingrassa per troppo tempo e diventa 180 kg, a un certo punto dici: guarda, o dimagrisci o muori. Ma tu proprio perché sei 180 kg, c'hai la febbre, sei stanco, però devi dimagrire, se no muori. Allora è chiaro che la tentazione è di dire: ma mi fai dimagrire proprio adesso che ho la febbre? Ma tu la febbre l'hai avuta esattamente perché sei diventato 180 kg. Tu non devi diventarci 180 kg. E adesso che ci sei diventato, lo so che fa. Meglio dire: vabbè, faccio finta di niente, ma non funziona così la vita reale, la politica, la gestione delle cose pubbliche. Se c'è un errore, anche se l'ha fatto qualcuno prima di te, ti prendi la responsabilità di risolverlo, costi quel che costi. Possibilmente evitando che 2 mattine su 3 in televisione ci siano quelli che hanno creato questi problemi e ci vengono a insegnare come ridurre il debito pubblico. Perché se accendete la TV la mattina 2 volte su 3 c'è il ministro del bilancio degli anni 80, quello che fece raddoppiare il debito pubblico da 60 a 100, che ci spiega come si riduce il debito pubblico. E sulle banche non va molto diverso. Quindi la faccio breve. Carica viene commissariata, Carica era una banca fallita. La sentenza del Tribunale di Ferrara dell'agosto scorso dice che il capitale è azzerato,
non c'è più, la banca è fallita. E allora scatta adesso la procedura di dissoluzione per queste 4 banche, perché se magari procederà e tu mi chiedi Marche e tu devi Marche. E qui c'è un altro difetto, questo è il paese in cui quello che accade in Europa già ce ne vediamo abbastanza, ma poi quando viene approvato qualcosa che entrerà in vigore fra qualche anno, ci penseremo fra qualche anno. E in Europa nel frattempo capita qualcosa di particolare. In Europa dal 2009 al 2013, siccome eravamo sull'orlo del fallimento del sistema finanziario mondiale, Lehman Brothers, come vi ricordate, fallisce nel settembre 2008 e poi corriamo vari seri, cioè, calma, non possono fallire tutte le banche del mondo, facciamo quello che serve per evitarlo. E quindi dal 2009 al 2013 ci sono miliardi di euro e di dollari che vanno a salvare le banche, miliardi. E qualcuno chiede ai governi italiani dell'epoca: ti serve qualcosa? No. Sei sicuro? No. Siamo onesti. L'Europa diceva: se ti serve innanzitutto vedi se c'hai tu i soldi per salvare le banche, e noi non ne avevamo, perché un paese che ha il 130% dei rapporti di PIL tanti soldi non ne ha. Ma l'Europa ci metteva anche i soldi suoi per aiutarci. La Spagna si è presa 55 miliardi. La Germania si è presa dai soldi suoi. La Spagna si è presa dai soldi europei. 55 miliardi di euro dall'organismo europeo di stabilità per ricapitalizzare il sistema bancario spagnolo, che era pieno di crediti dati alle aziende del settore edilizio. In cambio, ovviamente, Bruxelles, senti, ti do 55 miliardi, però fai un po' le cose come te le dico io, E in Italia all'epoca, i governi dell'epoca dissero, forse legittimamente, secondo me sbagliando, io non voglio prendere soldi europei, gli italiani non ce n'erano, perché ho paura che poi l'Europa mi fa fare qualcosa che a me non piace, o forse mi va a rompere un po' troppo. E quindi l'Italia è l'unico paese che in quegli anni rifiuta di ricapitalizzare le banche come il Stato, che di quello si è trattato. Arriva al 2013, la tempesta nella fase più grave finisce. Nel frattempo in ogni talk show, in ogni giornale, in ogni dibattito politico ci fanno tutti una testa così dicendo basta salvare le banche con soldi pubblici, dimenticando che l'Italia non era accaduto. Però io la condivido questa frase, perché devono pagare i contribuenti gli errori dei banchieri? E quindi l'Europa dice, beh, da oggi le regole cambiano. Non facciamo più un bail-out, che vuol dire le banche vengono salvate dai contribuenti. Facciamo un bail-in, cioè le banche sono salvate da chi in quella banca ha creduto. Guardate che non c'è una terza opzione. Quando la banca va in fallimento, o viene salvata con soldi dei contribuenti, o viene salvata, diciamo, azzerando il passivo di quella banca. Non è che c'è un'altra roba. E la normativa sul bail-in approvata nel 2013, entrante in vigore nel 2016, ma qua nessuno se ne fregava più tanto, perché tanto diceva quello, votato da tutti, cioè guarda che facciamo il bail-in. E allora, ripeto, finisco, quando le banche vanno nei guai, si apre un soft bail-in, in realtà per il bail-in è ancora più duro, quello che dico adesso, che dice io ti azzero le azioni, per questo dico, le azioni di Veneto Banca sono state forzate dopo il bagno di realtà, cioè aver riconosciuto il vero valore dei crediti prestati, sono state notevolmente abbattute di valore, ma non sono azzerate. E quindi ovviamente l'auspicio è che questo titolo, che adesso vale poco e qualcuno non abbia necessità di mobilizzarlo per avere liquidità, perché realizzerete una perdita forte probabilmente, questo titolo possa, ancor più se la quotazione in borsa verrà, se visto che su Vicenza sono dei problemi, vedremo che possa crescere. Su quelle 4 banche lì non è andata a finire così. Qui hai azzerato le azioni, gli hai azzerato le obbligazioni subordinate, poi anche lì il governo è intervenuto, come avete visto, con parziale ristoro, per alcuni totale, e questo è quello che è evitato, le obbligazioni subordinate. Quindi noi siamo in una situazione paradossale in cui lì ci dicono ci avete distrutto perché ci avete azzerato le azioni e le obbligazioni subordinate, che su quelle in parte non li vediamo, e invece salvate il Veneto. E
qua alcuni ci dicono che abbiamo salvato, ci mettiamo d'accordo, la verità è che non si è salvato nessuno, o meglio, quelle banche sono fallite perché chi le ha gestite le ha portate a fallimento e ne deve rispondere in tutte le sedi. Le nuove regole europee che abbiamo evocato a lungo quando a salvare le banche si arrivava con i soldi dei contribuenti dicono che quando una banca viene portata al fallimento dal suo management a pagare è chi quel management l'ha eletto e chi a quel management ha prestato soldi, gli obbligazionisti. Addirittura i correntisti sopra i 100.000 euro, dico sempre che non è un problema mio, ma se avessi tale liquidità probabilmente invece di mettere 150.000 euro sul conto corrente ne farei 2,99 una da 51. Quindi il problema dei conti correnti con il di fatto secondo me non esiste. Però azionisti e obbligazionisti vengono colpiti perché questo è quello che per anni abbiamo detto, cioè non salviamo le banche con soldi dei contribuenti, dimenticando che l'Italia non l'abbiamo fatto, ma creiamo un meccanismo che responsabilizza, e qui chiudo, tenendo le vostre domande, le vostre considerazioni, perché il punto vero è che una disciplina del genere, che è stata applicata gradualmente in Italia, perché anche l'intervento sulle 4 banche non è tutto il green, alla fine è soltanto si fa per dire, ovviamente sono dei drammi personali veri, ma veri nel senso che quelle azioni sono state bruciate, non hanno un valore basso, sono state bruciate, non esistono più. Quel meccanismo dovrebbe portare a dire quando ti serve un singolo locale di cui fidarti, chi fa la tua squadra di calcio, la tua squadra di basket, non fidarti della tua banca locale perché qualcuno mi ha detto che quella banca, mi ha detto anche questo, risparmiatori consapevoli, ma figuriamoci se una banca può fallire. E chi ha detto che una banca non può fallire? Se tu cominci a gestire i soldi da certo che può fallire. Anche della Grecia dicevano non poteva fallire. Era una mentalità da campo del gioco da 100 metri con 6 squadre. Tutto questo è cambiato, il nostro problema è che tutto questo è cambiato 25 anni fa ed è forse ora che ce ne rendiamo conto e facciamo qualcosa per cambiare anche i nostri